Francesca Spangaro, giornalista e conduttrice. Da anni la domenica vive solo di calcio. Chiedetele cos'è un fuorigioco, ma non in quanto tempo cuoce un uovo sodo. Paolo Zoppolatti, chef, ristoratore e volto televisivo. Tecnica, creatività e conoscenza del territorio, i suoi punti di forza. Ora una nuova prova del fuoco lo aspetta: trasformare Francesca in una food blogger di successo. Riuscirà il buon Paolo a farle abbandonare il microfono per il mestolo? C'è tempo fino ad agosto per saperlo. Intanto, acqua in bocca. Ma cosa stai Cosa c'è? facendo? No, visto che non sai molto, Sì, questo più o meno è il Friuli, no? più o meno. Questa è la Carnia. Un po' grandotta, cioè, scusa. Qui c'è Cormons. No, sono già andato all'estero. No, io sono qui, guarda. Qui, guarda, qui. questo puntino qua è Esatto, Cormons. sono lì in bicicletta. Poi, più o meno vai su E in poi c'è Carnia, il è fatta un resto. po' a vallate, no? Sai, la Carnia. Sì. Sì, ci sono diverse vallate. Ma hai un po' di nostalgia della Qui Carnia? c'è Voltois. Ah, è lì a Volto. Guarda che grande. E ho Voltois. Ma no, questo è il paese. Ah, ok. Ho capito. Mi sembrava una O per quello. È Ah, bellissimo, è Voltois, bello, bello proprio. Dove tutti sono così. E me la fanno tutti, Paolo, non sei originale, Ok. guarda. Anche i cuoricini, 3 cuoricini Sì, addirittura. un po' di nostalgia. Un po' di nostalgia. Boh, ma allora, visto che hai un po' di nostalgia, Guarda, Andre- vedrai su a trovarmi. fai ma da no, visto che hai un po' di nostalgia, ti porto, ti mando in carne. Veramente? Sì, sì, alla latteria di Ovaro. Grande. Vedrai che sorpresa. Sai com'è? Voltois, Sì. poi qua c'è una montagna che si chiama Colgentile, dietro c'è Ovaro. Quindi potrei anche andare su, farmi la montagna e scendere, vediamo. Oh, vado Esatto. subito. perché Vai, parti. Grazie Paolo. Paolo Zoppolatti insomma mi ha premiato, mi ha mandato davvero in Carnia, nella mia Carnia, dove incontro Davide Urban. Siamo a Ovaro, alla latteria di Ovaro che per il marchio Acqua in particolare produce lo yogurt e la mozzarella, poi mi farà vedere qualcosina, mi farà capire come Certo. producete questi due prodotti. Già la mozzarella mi incuriosisce, però ci sono anche altre lavorazizioni. Sì, Intanto, sì, sì. da quando esistete, mi racconta un po' qualcosa su... Allora, noi siamo latteria. arrivati qua nel 2009, abbiamo sostituito una gestione cooperativistica e ci siamo trovati un tecnico, un commerciante di formaggio e un appassionato di latticini e abbiamo creato una società e siamo venuti qui a Ovaro. Abbiamo investito parecchi soldini per adeguare gli impianti a quelle che erano le nuove esigenze anche riguardo alla qualità e alla sanità del prodotto e abbiamo cominciato a portare avanti delle linee produttive. Qui per esempio, adesso stiamo inquadrando già una fase finale per quanto riguarda il formaggio, quello è l'approdo di una lavorazione Sì, adesso- un po' più lunga direi. Sì, noi abbiamo fatto delle classificazioni questa mattina di diverse tipologie di formaggi. Quello che sta facendo Thomas adesso è la pressatura, che è un'azione che serve a favorire l'espulsione del siero di risulta dalla lavorazione appunto e serve anche a dare una forma definita al formaggio e nelle fasi successive anche a imprimere sullo scalzo quelle che sono le caratteristiche o il lotto di produzione del formaggio stesso. Qui invece ricotta. Qui stiamo facendo la ricotta che è un altro prodotto importante per noi, cerchiamo di farne il più possibile perché abbiamo scoperto che la ricotta è un prodotto che è in continua espansione, è un Perché alimento... oggi sono tutti a dieta e vogliono Ma cose sì, leggere. ma poi è un prodotto facile, nel senso Sì. che è una base alimentare per tante Sì, è cose e noi ne facciamo in diverse varianti di formato e ne facciamo anche di affumicate. Ah, ok. Qui si concentra il grosso della vostra produzione. Sì, questa è la cioè sala di produzione, questa è la sala di classificazione, la cucina, diciamo, la no? cucina. Dove abbiamo delle vasche dove facciamo la coagulazione del latte
e poi la lavorazione, la rottura della cagliata, la cottura eccetera, e a seconda del tipo di formaggio c'è una lavorazione dedicata. Avete dei numeri importanti, insomma abbastanza. Dipende da che punto di vista. Beh, però una realtà appena nata ma che sta su delle dimensioni credo almeno medie che possiamo definire. Sì, Lavorate quanti... nel comparto friulano insomma possiamo considerare che siamo un caseificio di medie dimensioni. Abbiamo una raccolta che va dai 100 a 150 quintali. 150 quintali al giorno, sì. Che vi vengono conferiti? Sì, da un territorio che non supera i 50 km di raggio. Quindi riuscite a rimanere molto legati al territorio. Certo. Qui dentro quindi viene riscaldato il latte in sostanza, diciamo Sì, portato a temperatura. Sono fatte diverse lavorazioni perché il latte da solo non diventa formaggio, quindi vengono aggiunti dei fermenti lattici selezionati, il caglio che è l'enzima che permette la separazione dal siero dalla parte caseosa e se la lavorazione lo richiede possiamo anche riscaldare la massa e fare la cottura della cagliata prima di andare a fare l'estrazione in questi stampi che possono essere di diverso formato proprio per dare la misura giusta. Beh, insomma siete moderni e anche meccanizzati ma non si può prescindere dal lavoro manuale, da quella che è l'esperienza. Assolutamente, di fatto noi cerchiamo di portare avanti la tradizione comunque con degli strumenti che sono attuali. È difficile mantenere il connubio o no in realtà? Ma come si fa? Nel nostro lavoro è sempre tutto difficile perché abbiamo una materia prima che non è mai costante, ha delle specificità sue e dobbiamo essere attenti a seguire quelle che sono, non so, le variazioni che possono essere climatiche, stagionali, di alimentazione e cercare di avere la costanza invece di produzione. Lei da tempo comunque Dal lavora in 79. questo settore? Dal 79? Sì, è un po' qualche anno. Ma era una cosa di famiglia o...? Forse di famiglia perché mia nonna faceva il formaggio in casa perché abitava in una zona dove non passava nessuno a ritirargli il latte, quindi era costretta a farsi il formaggio da sola. Non so se è stato questo l'effetto scatenante, certo è che quando ho cominciato con la parte scolastica a capire questo mondo non l'ho più lasciato, questo sì. Davide, qua cosa vediamo in particolare adesso? Adesso stiamo facendo la formatura della nostra mozzarella che produciamo con il marchio A, appunto dall'anno scorso siamo entrati in questa ottica produttiva. Questa è la fase finale della produzione dove la pasta precedentemente maturata viene filata per mezzo di questa macchina che ha la forma di due braccia che stirano la pasta, aggiungiamo dell'acqua calda per favorire la filatura della cagliata e poi viene passata in un'altra dalla parte della formatura dove con quel rullo gli diamo un peso fisso al prodotto. Come si è arrivati a questo impasto? La produzione per quanto riguarda la parte tecnologica viene fatta prendendo del latte, cagliandolo, precedentemente l'abbiamo fermentato con dei fermenti selezionati e poi la pasta viene lasciata maturare fino a che le proteine raggiungono la possibilità di filare appunto. E che caratteristiche deve avere, insomma, che caratteristiche ha la vostra mozzarella che è uno dei prodotti marchiati qua che producete? La mozzarella ha origini meridionali, noi l'abbiamo importata perché anche qui insomma, abbiamo acquisito questa tecnologia e cerchiamo di dare una caratteristica di località, di localismo e producendola con latte locale e quindi riducendo quelli che sono anche i trasferimenti del prodotto dal sud al nord. È una tecnologia che abbiamo acquisito da molti anni perché abbiamo una DOP in Lombardia ad esempio su questo tipo di prodotto, ma per quanto ci riguarda era uno degli obiettivi che volevamo raggiungere nel nostro progetto, quello di avere anche un prodotto a pasta filata. Quante ne producete più o meno?
Diciamo che questa è quasi una sperimentale, nel senso che abbiamo delle ambizioni piuttosto grandi, insomma, da portare avanti, però siamo partiti da poco. Volete farne insomma un punto di forza della vostra produzione? Vorremmo fare un punto di forza perché sarebbe la prima mozzarella che si produce in Carnia. Sì. E quindi secondo noi è un ulteriore traguardo in questo territorio che secondo me ha anche bisogno di questa forma di reclamo. Abbiamo lasciato la sala per la sala di confezionamento, ora dove le mozzarelle che abbiamo visto sono già pronte per essere effettivamente confezionate e vendute. Semplicemente insomma poi con il loro liquido vengono confezionate e conservate. A chi vi rivolgete in particolare come distribuzione? Siamo molto ambiziosi, quindi speriamo di avere una gamma molto ampia di fruitori della nostra mozzarella. I test che stiamo facendo li stiamo facendo anche in grande distribuzione, oltre che nei negozi tradizionali, nei mercati. Siamo qui in Friuli, quindi per adesso stiamo qui in Friuli. Stiamo tarando un articolo, quindi Sì. abbiamo iniziato, stiamo vedendo anche le reazioni dei nostri clienti, quali sono i commenti che sono fatti Prime su questo risposte? prodotto. Ma le vendite sono in aumento, quindi considerata la stagione dovrebbe essere un buon segno, perché d'inverno Sì, non è è il vero. prodotto principale, insomma, che viene consumato a tavola, però qualcosa già si comincia a vedere. Quindi l'estate insomma sarà poi l'esplosione, qua si confeziona anche la ricotta ed è proprio il momento finale. Sì, poi si preparano tutti quegli articoli che sono nudi, nel senso che non hanno protezione come che hanno i formaggi che hanno la loro bella crosta, e quindi dobbiamo creare le condizioni per poterla conservare al meglio. Insomma. Ecco, noi qua siamo alla fine perché io sono stata, Paolo mi sgriderà, in realtà ci si sveglia prima per venire Sì, qua, no? noi- Quindi voi da noi- quanto, questo è il percorso finale di una lavorazione che avete iniziato Alle 5. alle 5. Alle 5 cominciamo a fare questo lavoro. Mozzarella che comunque, cioè la lavorazione è nell'arco della mattinata, Sì, proprio sì, sì. dal latte a questo sono passate quante ore? Noi facciamo una fermentazione naturale al latte, quindi aspettiamo che sia lui a decidere. Se tutto va bene, la tecnologia va bene, noi in 5 ore andiamo in confezionamento. Ci si accorge, cioè serve comunque sempre il controllo e l'esperienza visiva per capire... Sì, poi insomma ci sono degli strumenti che Temperature, misurano l'acidità, acidità, quindi, eccetera. quindi abbiamo un controllo ben definito, insomma, di cosa Però ho facciamo. visto tanti giovani e poi anche dal punto di vista occupazionale, insomma, questa realtà in carne è importante, credo. È un po' anche questa è una scommessa che credo di aver vinto, perché essendo arrivati tardi, dicevo 10 anni fa neanche, sono 9 anni che siamo qua, dovevamo per forza creare una squadra di lavoro. Trovare delle persone che abbiano già una formazione definita non è scontato. Soprattutto in questo settore, E soprattutto credo, in no? questo settore. E allora la scommessa è stata quella di cercare dei ragazzi, delle ragazze che, anche se provenivano da ambienti diversi a questo, ma si appassionassero a questo tipo di lavoro, di attività, in maniera di dare quel di più che può dare solo chi si appassiona, no? E quindi è mentalmente libero, perché magari è la prima esperienza lavorativa o quasi, e quindi cresce con noi. Fa suo proprio Sì, subito sì. il mestiere, anche, Sì, anche questo- la filosofia aziendale. Certo. David, scatole cinesi. Qui invece cosa accade? Questo è il laboratorio di produzione yogurt. Sì? Il nostro yogurt di Ovaro, che adesso è anche il marchio Acqua, è uno yogurt un po' diverso di quelli che troviamo normalmente sul mercato. È una specificità che abbiamo voluto dare, in vasetto di vetro, a coagulo intero, cioè significa che noi invasettiamo il latte e la fermentazione la facciamo in celle di maturazione. Che sono queste? Che sono questi armadi E sono fermentatori. diversi passaggi? Perché No, sono modulari perché noi possiamo utilizzarne uno o più di uno, senza avere una cella unica che Ok. dovrebbe essere molto grande, e abbiamo così la possibilità di avere lavorazioni molto si può declinare insomma le diverse esigenze del mercato. del momento. Così, Elastica, diciamo. Esatto, molto elastica. Ma arriva là, cioè lo yogurt... Allora sì, partiamo dall'inizio. Questo locale ha un soppalco dove
sopra ci sono tutte le utenze che servono a far sì che questo reparto sia completamente autonomo. Abbiamo la linea del latte, la linea dell'acqua, acqua calda, vapore, tutto quello che serve, aria compressa, e l'utilizzatore chiama il latte che parte dallo stabilimento dove eravamo prima, va in questi celle, queste badge di maturazione, sono delle cisternette, ne abbiamo due, una più piccola e una un po' più grande, che è quella in fondo, permesso, dove il latte viene caricato, viene riscaldato alla temperatura che vogliamo per la sua fermentazione. Anche qui aggiungiamo dei fermenti selezionati che servono poi per l'acidificazione del latte, e poi attraverso un tubo andiamo ad alimentare la macchina di confezionamento, che è una semiautomatica. Quindi abbiamo una giostra che gira, ci sono delle stazioni dove viene dosato il latte, la marmellata e poi la tappatura e la sigillatura, in maniera che non ci sia contatto con le mani, funziona in automatico, e poi da qui, una volta fatto lo yogurt, lo andiamo a fermentare nelle nostre celle di fermentazione, appunto. Possiamo vedere quindi? Certo, apriamo una cella e questo è il nostro yogurt che sta maturando. E che temperatura c'è in questa Noi abbiamo 42 gradi. Questa cella ha la possibilità di avere il doppio funzionamento, quindi adesso a noi serve un ambiente caldo per far sì che i fermenti lattici lavorino, e poi invece possiamo trasformarlo in frigorifero e quindi andiamo a raffreddare questo yogurt e lo decediamo quando questo avrà raggiunto un'acidità che noi abbiamo deciso nella nostra tecnologia. Sta quanto tempo quindi più o meno? Anche qui siamo sulle 6 ore da quando cominciamo a fare la lavorazione. Quindi partiamo al mattino verso le 6, alle 9 cominciamo a fare il confezionamento, 11 mezzogiorno abbiamo finito, 2-3 del pomeriggio cominciamo a raffreddare. Fate tutte le lavorazioni ogni giorno o ci sono alcune lavorazioni? Sì, diciamo sì, 5 giorni alla settimana. Sì. Sull'arco della settimana? Sì. Qui si sta freschi e lo yogurt è più furbo, ama temperature più caldine, di là si stava Questo meglio. è il nostro magazzino di stagionatura. La grossa parte della stagionatura viene fatta in altri magazzini, perché noi lo spazio lo abbiamo piuttosto ristretto. Però qui riusciamo comunque a fare delle stagionature dei formaggi che richiedono questo tipo di ambiente, ovvero dai formaggi che vorremmo certificare a breve, insomma, si tratta del montaggio PDM, che oltre a essere il montaggio che conosciamo, che è una DOP, siccome siamo in zona montana e utilizziamo del latte proveniente da aziende montane, possiamo dargli questo marchio che si chiama PDM, prodotto della montagna, e che deve stagionare per disciplinare almeno 2 mesi in ambiente montano, in ambiente d'origine, insomma, prima di essere commercializzato e trasferito in altri posti. Quindi ci state lavorando perché oltre alla mozzarella e allo yogurt, insomma, in questo percorso di certificazione vorreste aggiungere anche altri perché prodotti? La certificazione, che comunque ne parlerà la dottoressa Bortolotti, è legata alla tracciabilità del latte e dell'origine del latte. Quindi noi abbiamo delle aziende agricole che ritiriamo quotidianamente il latte, le stiamo certificando, e quando questo riconoscimento ci sarà potremo marchiare a qua anche il nostro montaggio. Mi pare che qua, oltre che un laboratorio di formaggi, è anche un laboratorio di idee, perché questo è un progetto, un altro progetto. Questo è un altro progetto che speriamo diventi a qua, la nostra cacciotta vaccina, l'abbiamo chiamata Sutina in onore a uno degli affluenti del Degano. Quindi il fiume Degano ha fra i suoi affluenti anche uno che si chiama Sutina. E abbiamo diversi nomi che richiamano il fiume e i suoi affluenti, quindi il Davar, il Neval, sono tutti formaggi che speriamo di riuscire a certificare, che sono, il nome proviene appunto dal Degano e dai suoi affluenti. Siccome voglio prepararmi al massimo, chi meglio della responsabile gestione qualità della latteria di Ovaro, che è Cecilia Bortolotti, a proposito di valorizzare i giovani e anche del territorio, insomma una friulana che da Gemona a Ovaro
viene a prestare la sua esperienza. Importante la gestione qualità per seguire appunto tutto quello che è il percorso di certificazione. Sto imparando alcuni numeri, 90 km è il raggio appunto entro il quale ci si può muovere per avere un prodotto a marchio acqua, però in realtà il disciplinare ha tante altre connotazioni specifiche sulle quali solo lei mi può aggiornare. Sì, appunto il disciplinare della certificazione del marchio Acqua vuole e ha messo dei parametri, degli standard anche per quanto riguarda la qualità del latte, in termini di tenore di cellule somatiche, di carica batterica, ma anche di valore di proteine e grassi del latte, e questo fa la differenza tra un latte e un altro. E poi anche gli allevamenti, appunto, oltre al fatto che devono essere distanti al massimo 90 km da dove poi viene trasformato il latte, devono anche sottostare e avere dei requisiti di benessere animale importante, oltre anche all'alimentazione del bestiame, delle vacche in che latte. deve essere autoprodotta per il 50%. Autoprodotta, il 25% di altri integratori e di mangime. Ecco, prima ho usato dei termini difficili che però insomma per chi ci segue da casa possiamo spiegare appunto come caratteristiche proprio del latte di qualità sia per la lavorazione ma anche per chi poi va a nutrirsi di questo prodotto, giusto? Cioè danno una qualità proprio a chi lo mangia. La carica batterica e le cellule somatiche sono i limiti sanitari, diciamo, e di qualità di qualità sanitaria del latte, ecco. E invece le proteine e i grassi sono quello che danno il di più e un latte più sicuramente migliore, insomma, a livello alimentare. Grazie per averci spiegato tutto questo. Mi piacerebbe ricordare anche, abbiamo conosciuto i vostri prodotti a marchio Acqua, quelli che vorreste, sui quali state lavorando per certificare Acqua, ma qua si producono diversi prodotti. Sì, i formaggi che abitualmente ogni giorno vengono prodotti dalla latteria sono il latteria Davar, il formaggio latteria Davar, il formaggio latteria Neval, il montasio, non solo il PDM ma anche il montasio DOP, e la ricotta, e tutti questi sono potenzialmente certificabili. Adesso abbiamo da pochissimi giorni rinnovato la certifica che ormai è già dal 2016, ottobre 2016 che ce l'abbiamo, e abbiamo anche il formaggio Occhione. Che invece... Occhione è un formaggio anche questo abbastanza particolare perché è una forma grande, ha una... Sì, è un po' una scommessa perché da quando ho cominciato a lavorare volevo creare un formaggio che avesse questa occhiatura così importante. Lavorando con la squadra che siamo riusciti a arrivare anche a questo obiettivo. Abbiamo questo formaggio che è piuttosto pesante, sono 13 kg per forma. Ha una particolarità di essere stagionato al caldo rispetto alla normalità dei formaggi che viene stagionato invece al freddo, proprio per favorire questa occhiatura pronunciata al suo interno. Quindi è un formaggio molto saporito, anche da fresco, e ha questa caratteristica occhiatura da vedere e da provare. Allora, a me ha fatto piacere conoscervi anche perché io sto cercando di istruire Paolo un po' sulla Carnia, sulla montagna, quindi oggi ero contenta di essere qua prima di tutto per questo e per fargli capire appunto anche che cosa si può trovare da queste parti. Quindi ora torno a Udine, vado a cucinare con lui. Buon viaggio. Insomma, cercheremo di valorizzare i vostri prodotti al meglio, ma con Paolo sono sicura che sarà così. Grazie mille. Grazie. E buon lavoro, è stato un piacere. Grazie. Bella rinfrescata dalla mia area di montagna, dall'area delle mie montagne, più che dalla mia area. Oggi mi sento veramente rinvigorita e pronta per una ricetta, anche se io sui dolci, ti dico la verità,
non sono forte, tu dirai, perché sul resto... Ma si impara, no? Cioè, Però non sei mi qui per piace quello delle imparare. dosi, di dover Sì, stare attenta. perché, brava, perché la pasticceria È precisione. È precisione, non è a voli come dicono, è precisione. Va bene. Quindi, Allora, abbiamo detto, mi hai anticipato che prepareremo queste questi rotelline dischetti, queste rotelline, che a me piacerebbe chiamare cidulas. Sì. Cidulas, Che a me dal mio se- paese, cidules, ma anche cidulos, perché sai che ci sono diverse desinenze in come, Carnia. come da A Forniavoltri, come da me a cidulos. Cormons, lì nel Coglio. Parlate con la O? No. C'è il paese che finisce con tipo Ciasa, Ciase, eccetera, Ah, ok, eccetera, però cambiano queste non cose. con la O però, quella No. è solo lassù. Solo là. E poi tu Solo sai là, cosa sono le lassù. cidulas? Sei mai andato ad assistere a un lancio, a un No. tir das cidulas? No, perché Dopo poi ti ho spiego. paura, io dopo sai mi arriva una... È bellissimo invece, è bellissimo, è una cosa molto coinvolgente. molto Sì, carnica. Sì, Andiamo? sì. Sarà meglio. Sarà meglio. Quindi, Quindi, per il dolce, dolcetti. Abbiamo detto che ci serve un po' di farina, è già 2 cucchiai sbagliato. due cucchiai di È già farina, questo, sbagliato. questo è lo zucchero. a Aspetta, velo. facciamo così, facciamo un gioco di carte. Ecco. Anzi, facciamo così che è ancora più facile. Fasin la lugna, come sasso. Ecco così. Boh, ci serve un po' di farina. È Due l'aria cucchiai di farina, carne allora. 2 cucchiai di farina, Sì. zucchero, Mezzo mezzo cucchiaio, uova, Due. 2, del lievito per Un dolci, pizzico. sì, un pizzico di lievito per dolci, e questo è zucchero a velo. Dopo lo usiamo dopo. Un po' di scorza grattugiata di limone, Perfetto. frutta a piacere, che però ci servirà dopo, e dello yogurt che io ti ho portato. Sì. Anzi, no, allora aspetta, ce l'ho prendi, in brava, frigo. bravissima. Yogurt Quindi- bianco. Yogurt bianco, sì. Bene, apro? Da dove Vai, hai comincio? forza? Sì, a forza. Da dove cominci? Vediamo da dove cominci. Allora, di solito si mettono prima i liquidi. Prima, no, dopo i liquidi. Bon, che tu, care mio oro. Comincio io? Sì. Cominciamo con le polveri. Prima le polveri? Sì, diamo fuoco alle polveri. Allora, 2 cucchiai. 2 cucchiai di farina. Sì, colmi o rasi. Sì. In questo caso colmi. Bene. Bene. Adesso vai tu, vai col cucchiaio che mi vendi ready. Mezzo cucchiaio di zucchero, Sì, ma giusto? aspetta. Mi hai detto mezzo. Dai, metti un po' di più, no? E allora dici più di mezzo. Oh. Ecco. Anche perché a me non piace eccessivamente dolce. Ok, Pizzico di proprio così? Un ancora un pizzichino? pizzichino. E io i pizzichi un po' più... Per fortuna che avevi parlato di precisione, 1 diventa 1,5, Ecco, 2, vabbè. diamo una mescolata con il cucchiaio. Mhm. Perché si fa questo? Vediamo se stai cominciando. In modo che il Ah, tanto è il lievito si primo dolce che distribuisca facciamo. bene. Esatto, tutte le polveri devono essere mescolate assieme perché sennò rischia, a parte i grumi, ma che non si riescono a amalgamare nel loro insieme. Bene. Adesso, siccome è una ricetta molto facile, Mhm. giusto che partiamo, dopo saliremo di livello. Sì, Un ottimo prodotto, uno yogurt quindi che che ti ho arriva portato da Ovaro. dalla latteria di Ovaro, vai a mettere tutto il vasetto di yogurt. E quando dico tutto, raspe dentro, li tiri su, li do. Ok, Quindi in questo caso è yogurt bianco. sì. Volendo potreste anche usare uno yogurt alla frutta, però a me piace questo di usare lo yogurt bianco E appunto. poi dare il e sapore dopo con la Esatto, frutta. anche in alternativa a usare il latte o, Mhm. o chi mette della panna, no? Ok. Comincia a mescolare, intanto col cucchiaio, dopo anche con questa frustina Mhm. e andiamo a mettere le uova. Rompo io le uova, dai. No, No, allora io mescolo e tu metti le uova. tu lo facevi qua? L'uovo intero comunque. Uovo intero. 1. Noi siamo molto pratici, andiamo direttamente con le uova, però un trucco tante volte è di rompere le uova a parte e dopo metterle anche per vedere se c'è qualche uovo. Un giorno mi che- insegnerai a rompere l'uovo con una mano? Sì, ma non oggi. Non oggi perché, sai, è il primo dolce, quindi... Infatti ti ho chiesto un giorno. Allora abbiamo mescolato insieme prima le polveri e poi man mano abbiamo aggiunto le uova e lo Vedi che stai yogurt. imparando anche i termini? Mhm. Scorzetta di limone, grattugia.
Questo è semplicemente... Fine? Sì, perché sapevo che tu volevi andare su quella per le carote, no? Ma mi sembrerebbe un po' troppo. Questo serve per dare un po' di profumo. Volendo tu puoi aggiungere anche Arancia. un po'... Arancia, potresti mettere un pizzico di cannella, si può mettere anche i semini della bacca di vaniglia che dopo averla incisa. E dico con la bacca di vaniglia smettiamolo di usare quella che viene chiamata la vanillina, usiamo le cose naturali. Ecco. Vedi, è un composto abbastanza semplice nel suo, non serve che riposa. E prendiamo la padella, intanto io accendo il fuoco. Padella. Ma quindi le cuociamo sul... Le cuociamo o le mettiamo in forno? No, direttamente in padella. Ti ricordi che abbiamo già utilizzato il trucco della... il trucco? Allora, in questo caso, per praticità, ma chi non ha a casa o ce l'hanno tutti, però per praticità, foglio di carta da forno, ben steso nella padella, in questo caso una padella in acciaio. Normale, sì. Guarda, se non vedi che non ti sta ben steso, cosa faccio? possiamo Metto fagioli? fare un po'... Potrebbe essere anche un'idea. Beh, non si fa per esempio Lo sulle bagniamo, crostate, sì. quando... Ecco, quello è sulle crostate. Quindi un po' di cose le sai, dai. Sulle crostate salate o dolce si Sto mettono i studiando la tua fagioli? cartella clinica. Per Ah, quello. addirittura. Allora, quindi io ho bagnato, ma perché? Così mi prende la forma, Sì. il foglio della padella, l'acqua comunque va a evaporare. Ok. Adesso scaldiamo bene la padella. E cosa andiamo a fare? Io inizio una. Intanto, ma proprio piccole piccole, vai Anche a perché mettere... poi si allarga. Esatto, fai un po' di mucchietti in giro Tipo fa in cavolo, quando si fa sfen. E devi accettarmi così oggi, sono appena tornata dalla Carnia. O tu mi tegni così o nulla. Allora, il fen ci sono arrivato. Tu hai mai fatto fieno? Rastiera? Sì. Ecco, diciamo che funziona così. Se vedi un po' di pioggia oppure Sì. non riesci a tirare dentro il fen, portarlo insomma Sì, tira prima, dentro, capito? prima che venga sera, tu fai sincavol, dei mucchiettini di fieno. Capito? Ok. Non riuscivo a capire. E il giorno dopo però devi andare a spandi, perché devi... Allargare. Bravissimissimo. No, posso spiegarti adesso o dopo cosa sono... Della carne? Le... Io penso che... Las cidulas. a forza di fare ricette con te, penso che imparerò il carnico, le varie terminologie che avete voi in carne. Allora, cidulas intanto hai capito che sono delle rotelline. Sì. E sono delle rotelle di legno che vengono infuocate e poi Addirittura? lanciate. Sì, è un rito che credo sia di derivazione celtica, che per esempio dalle mie parti non ha resistito, comunque non si fa. Però in Val Degano, che è la vallata di Ovaro, è associato per esempio alla fine dell'anno ed è quindi qualcosa di beneaugurante per l'anno nuovo, per le coppie però. In altre parti si fa in momenti diversi, lo fanno solitamente i coscritti, e ogni vallata, ogni quindi paese per ha un po' ogni la sua cosa. tradizione. Bellissimo. Ok, Allora, intanto, queste vanno a cucinarsi, vanno pian pianino a rapprendersi. E cosa prepariamo? Prendiamo l'altro yogurt che viene prodotto dalla latteria di Ovaro, quindi abbiamo degli yogurt alla frutta. scelgo io? Sì, tranquillamente. Frutti di bosco che mi sa più dalle nostre parti. Un po' più di E carne. fragola. Boh, scegli tu dopo. No. Ok, fragoline. Un po' di fragole, tagli ancora una. Apro io, apri tu. Vai. Mangi lo yogurt tu? Sì. Abbastanza? Sì, diciamo di sì. In realtà ho un po' di problemi con il latte, ma Ma un po' di è yogurt una cosa che mi fa manca bene. tanto. Sì, no, non sono assolutamente allergica. No, poi con la frutta, vedi, adesso in questo caso loro preparano, questo è lo yogurt che è No, abbastanza infatti è bellissimo, è compatto, super invitante. con la poi... frutta e così vai a pescare sotto per mangiare appunto gli yogurt. Andiamo a controllare le nostre Ma no? cidulas. Che carine, sembrano un po' dei pancake, delle... Esatto, ma l'idea è un po' quella, no?
alla fine sono dei pancake. Che poi può essere questa ricetta proposta come dolce, ma mi sa in realtà anche un po' più da, non so, anche da mattina. Esatto. Magari quelle domeniche mattina in cui ti svegli tardi e fai un brunch. Ma ne sai tutte queste terminologie? Ah, quando si tratta di andare in giro a mangiare e bevi, ne sappiamo tutte. No, di pratico è quello che poi tu puoi anche preparartele prima e appunto puoi usarle, alla fine puoi mangiarle. Vuoi che faccio io che ti vedo un po' in difficoltà? Vai che scotta. Attenta che scotta, adesso voglio vederti. Scotta? No, più che altro Pochino. si stava un po'... Vuoi una forchettina? Quindi questa deve qua. essere una cosa molto morbida. Perfetto. Quindi come abbiamo detto non hanno tanto zucchero, hanno questa così sono un po' brustolite per dare appunto questa sensazione che è un dolce non dolce da legare dopo appunto con lo yogurt e alla frutta. Quindi girate. Noi tu spegni e poi preparane quante ne vuoi. In questo caso, se pensi, è una preparazione molto leggera, molto light. Sì. Perché con un'altra padella tu potresti mettere del burro e cucinarle con un poco di burro. Invece questa è una cosa molto leggera, come dicevi tu, anche che va bene per colazione, ma anche durante il giorno. Una merenda. Ecco, quindi un dolce Per i bimbi. un po' versatile, no? Allora, quindi... Dobbiamo comporlo? Sì, lo componiamo qua, componiamolo qua. Sì, dai. meglio. Prendi la pentola. Allora, io farei così. Zucchero a velo lo metterei già adesso per non andare a sporcare il tutto. Quindi, così, così. Ma io non so neanche perché ti aiuto, visto che dovresti arrangiarti tutto Perché tu. sono simpatica. Perché sei simpatica, ma solo perché oggi sai... E perché ti insegno tante cose sulla carnia, no, tu stai sempre lì a Infatti, Cormons vai, o a metti Roma, metti ancora un po' di zucchero a velo. a Roma dalla Bionda. Dalla bionda, beh, ma sai, io mi alterno, no? Cioè, alla fine... Ancora? io metterei di più, a me piace che sia un po' così. Diamo un po' di neve Nevica qua sui alla monti. carnia, no? Allora, intanto io preparo una piccola decorazione, quindi con la scorzetta del limone vado a fare come se fossero delle foglioline. Io direi che tu, tanto che io preparo una decorazione, mi fai, messo tutto qui, una specie di margherita? Con tanti petali. Sai quelle che avete in carne, quelle belle margheritine? che Che dopo... voglia di primavera, dai, che manca poco ormai. Ma tu ogni tanto facevi stagione quello che prendi, sai la margherita e... Mamma, non mamma. Facevi questo? No, Ah, mai fatto? Mai fatto in vita tua? non sono così Io sì, ogni tanto lo facevo, sdolcinata. me lo facevo da solo. Cosa ti no? usciva? Così. No, se baravo mamma, se invece ero giusto e veniva fuori Ok. che non mi amava purtroppo. Cosa vabbè. vuoi? Non si può aver tutto. Non si può, non si può. Allora, così o li volevi più vicini? So che non sembra una margherita, ma... Sì, ma io sto facendo le foglie, il gambetto e tutto, Ah, e tu mi ma fai proprio un così. margheritone che io divento pazzo dopo, cioè, sai cos'è? Che io dopo Ma non riesco a allungare il piatto in porcellana. Ma io ti avevo fatto il centro e i petali. Ah no, io invece faccio così, guarda. So che fiori avete lì Io in vado zona. così, ti va bene? Mamma mia. Però aspetta, adesso cosa dici? Mettiamo un po' a raggiera le fragole? Sì. Prego. Intanto yogurt ai frutti di bosco o preferisci yogurt alla fragola? Dimmi tu, è troppo Allora, ridondante mettere abbiamo sempre le fragole, fragola? andiamo, perfetto. Allora, io vado a fare così. Anzi Dammi no, ancora una, va? le fragole ne hai? Allora, Io per queste cose sono negata. io vado a prendere un po' di yogurt con la frutta di bosco e lo mettiamo così al centro. Mhm.
Io direi che questo piatto, cosa dici? Così? Semplice, semplice. stuzzicante, lo Buono. puoi pizzicare anche durante la partita. Ma insomma, no, lì diventa No, più però la mattina. La mattina, quelle belle colazioni Con energetiche, qualcosa un che po' dici, dolci, sì, esatto. del Hai risveglio. lo yogurt, hai la frutta, e questo Grazie. si alterna in tutta la giornata. Un bel fiore di carnia, mi fa assolutamente gola assaggiarlo adesso. Acidulas. Siamo un po' cretini, Un pochino. Assaggiamo. A me dispiace però quasi rompere questa composizione. Sì. Anche a me Vado, dispiace però. finire il vasetto qua di yogurt perché è realmente uno yogurt così proprio buono. Allora, quello... buone. Ne rifarò ai miei nipotini. Bravissima. Questo è lo yogurt che abbiamo usato per guarnire, Esatto. diciamo. Comunque poi possiamo pucciare. Anche perché Totia. diamo un po' il completo, no? Cioè, Sì. queste cidule, questi dischetti abbinati alla frutta e allo yogurt, in questo caso allo yogurt di frutta della latteria di Ovaro. Semplicissimo, con yogurt bianco, 2 uova, 2 cucchiai di farina 00, mezzo cucchiaio di zucchero, un pizzico di lievito per dolci, limone grattugiato, zucchero a velo quanto basta e frutta a piacere. La ricetta è di Francesca Spangaro. Acqua in bocca. Signori, una prova difficilissima attende questa eroina. Sì, cioè, per me era meglio che aspettavi un po' di tempo per questa prova, invece è voluto adesso. Non ci posso credere. No, ma è l'uovo truccato, non posso crederci. Non è mai riuscito. No, allora, no. Io No, farei no, un altro uovo. inchinati. È incredibile, ragazzi. No, non ci La posso carnia fa credere. miracoli. Ciao. È impossibile. È quello che si dice è un grande colpo di... Il culo dei principianti.